Ecco la situazione meteorologica. Inizia ad indebolirsi il promontorio anticiclonico che ha interessato l'Italia in questa settimana e questo sta favorendo l'arrivo di un nucleo freddo in quota sul mar Mediterraneo che porterà un peggioramento netto su centro e sud italiano e qualche conseguenza anche sul ponente ligure. Durante le ore del pomeriggio aumenta la nuvolosità sull'Imperiese e sul ponente in genere, dove le nubi più compatte si alterneranno a temporanee schiarite. Qualche velatura in più rispetto alla mattinata anche sul Levante e poi dalla tarda serata le prime precipitazioni cadranno sull'estremo ponente. Venti deboli da nord, da segnalare invece in serata raffiche a tratti forti da est e nord-est sulla porzione di mare antistante l'Imperiese. Il mare poco mosso su quasi tutti i settori, da mosso a molto mosso invece sull'Imperiese in serata, temperature stazionarie con valori massimi entro i 19 gradi. Per domani, venerdì 7 novembre, i tecnici della Limit prevedono tra notte e mattina precipitazioni a carattere di rovescio tra Imperiese e Savonese occidentale. I fenomeni saranno in esaurimento nel corso del pomeriggio. Sul resto della regione, quindi anche sul Levante, cieli da nuvolosi a molto nuvolosi ma assenza di fenomeni significativi. Venti moderati da nord a tratti forti sul Savonese e Mar Ligure occidentale. Il mare sarà mosso su tutta la costa, molto mosso al largo dell'Imperiese, temperature minime stazionarie, le massime in calo.